Eccoci qui, bentrovati cari amici, room21.it, blog room21, web tv su YouTube e poi Instagram e anche Facebook. Metteteci mi piace. E con me oggi, io sono Francesco Brasco, con me c'è Davide Lovat, Ciao. che molti conoscono ed è un editore di editrice Marciana SRLS. Paginevenete.org, ecco, è il sito sul quale potete trovare le iniziative di Davide Lovat e della sua redazione. Oggi qui per presentare questo libro, vedete questo signore, ecco, molti lo conosceranno, è come si pronuncia? Charles Puigdemont? No, no, Carles Puigdemont. Carles Carles Puigdemont. Puigdemont in catalano. Attenzione, è in catalano, ecco. Beh, il È presidente della Generalitat esule e non solo, ma anche parlamentare europeo eletto con più di 1 milione di voti e che nonostante questo ancora non può entrare in funzione del suo incarico nel Parlamento europeo perché la Spagna si oppone, in quanto gli imporrebbe di andare a Madrid a giurare e poi però lo arresterebbero. sì, perché c'ha sul groppone una bella Sì, denuncia. dimenticando che lui è parlamentare europeo, avrebbe potuto teoricamente essere eletto anche in Italia con lo stesso tipo di elezione e non è che dipenda dalla Spagna. Il problema è che qui in Europa e nell'Unione Europea ci sono dei grossi problemi di tipo istituzionale da risolvere per capire cosa è veramente l'Unione Europea. E poi abbiamo un problema di democrazia clamoroso, si parla di diritti umani quando sono lontani, Tibet, Hong Kong e così via, e in Europa abbiamo 3 parlamentari eletti in Catalogna che non possono entrare nelle loro funzioni, uno, Oriol Junqueras, addirittura in questo momento è in carcere a Madrid Ecco, pensate, per no? le sue opinioni politiche, voglio Certo, dire, per non ha mica opinioni fatto politiche, niente. esatto, non ha fatto niente di violento. Qualcuno, cioè in Spagna, Puigdemont è accusato Di di malversazione perché malversazione. il denaro impiegato per fare il famoso referendum sull'indipendenza della Catalogna, seguendo il mandato elettorale esplicitamente richiesto alle precedenti elezioni della Generalitat, viene contestato dalla Spagna come un abuso dell'utilizzo del denaro pubblico. Ma al di là di questo c'è l'accusa di sedizione. La sedizione però presupporrebbe attività violenta. Qui Certo. è stato fatto tutto alla luce del sole. Appunto, allora, questa iniziativa Uniti per vincere, vedete in copertina insomma, i colori della Catalogna, c'è l'ex presidente della Generalitat, ora parlamentare europeo, voi Non avete, ancora in funzione, non ancora in ripetiamo. funzione, voi come Pagine Venete, paginevenete.org, editrice Marciana, avete tradotto un intervento. Beh, diciamo di più, siamo andati a Lugano a incontrare di persona Carles Puigdemont. Pensate che bella iniziativa. Sono andato assieme al professor Carlo Lottieri e al professor Carlo Bassani. Abbiamo Lottieri ascoltato. docente a Padova, all'Università di Padova, Esatto, e Bassani docente anche a Lugano, tra anche a l'altro, Lugano, docenti di scienza politica. certo. Sono andato ad ascoltare una conferenza fatta in lingua francese, che per me fortunatamente è una lingua che parlo fluentemente, e dopodiché a margine abbiamo avuto un colloquio molto cortese. Lui è una persona straordinariamente disponibile e di grande visione, Certo. una persona veramente da conoscere anche umanamente, che sta subendo l'esilio con tutto quello che comporta, lontananza dagli affetti. È morto suo padre il mese scorso, non ha potuto andare al funerale. Queste sono piccole cose, ciò nonostante negli occhi vedi proprio la persona che è investita di una missione che travalica se stesso, uno totalmente dedicato a una causa di libertà e di democrazia. Ci ha affidato questo suo scritto dall'esilio, che è uno scritto relativamente breve, che però riporta alcuni temi fondamentali come il richiamo alla lotta non violenta per affermare dei diritti che sono diritti umani prima ancora che diritti politici, ben sapendo che dall'altra parte c'è un'opposizione di chi ha una visione dello Stato che considera lo Stato superiore alla dignità delle persone e che quindi sottomette all'interesse dello Stato l'interesse dei cittadini. È uno scontro culturale, prima di tutto epocale, come dice bene all'interno di questo libro. Per esempio, l'abbiamo riportato anche nel retro di copertina come una delle frasi più significative: chi oggi si batte per il diritto di autodeterminazione dei popoli non vuole semplicemente cambiare Stato, vuole cambiare epoca.
ed entrare finalmente nel terzo millennio secondo logiche che prendono le distanze definitivamente dal fascismo e dal comunismo e da ogni totalitarismo che ha insanguinato il XIX e il XX secolo. Ecco, per capire tutto questo, la traduzione di questo libro, di questo saggio di Carles Puigdemont. La copertina, ricordiamolo, è dell'amico Loris Bosch, che salutiamo, bravissimo disegnatore, so che fa anche disegni per grandi giornali nazionali. Che si è prestato gratuitamente. Grazie Loris. Perché no, è un grandissimo, ma non solo lui, anche chi ha fatto la traduzione. Ha fatto la traduzione del catalano Patrizio Rigobon, vedo il professor Patrizio Rigobon, anche lui gratuitamente, perché abbiamo fatto questa casa editrice col marchio Pagine Venete, sulla falsariga delle pagine ebraiche, delle comunità ebraiche a cui ci sentiamo vicini per alcuni aspetti. È difficile far emergere una cultura specifica nell'ambito di un contesto dove si vuole imporre una cultura dominante. Ecco che anche per pubblicare degli scritti che sono magari all'avanguardia, vedete, sono europei di respiro internazionale, in Italia degli editori italiani, siccome non sono pensiero politicamente corretto e allineato, si fa tanta fatica a trovare spazio. Allora devi in qualche maniera arrangiarti, creando un sito internet, facendo le pubblicazioni con i mezzi limitati che si hanno a disposizione e cercando, grazie ai nuovi media, di trovare il modo di comunicare con le persone. Per fortuna la tecnologia e il progresso ce lo consentono, ecco. Perché altrimenti saremmo in presenza di una censura. Internet è democrazia, diciamo. Internet è democrazia e difatti c'è qualcuno che sta pensando di limitare. E la settimana scorsa in Cina è limitato. La settimana scorsa in Spagna hanno approvato una norma che permette di limitare l'accesso a internet e le pubblicazioni. Ma in Europa questa cosa, capite bene, lo intuite, cari amici, non è assolutamente possibile. Noi leggiamo questo libricino. Saremmo teoricamente la culla dei diritti umani, esatto. La culla della civiltà occidentale, e oggi stiamo regredendo verso una dimensione distopica che fa sempre sembrare che il libro di Orwell, 1984, anziché un romanzo, fosse un manifesto politico che oggi è mostruoso. È mostruoso. Chi lo legge leggiamo questo libro qui, che riusciamo a capire qualcosa di questo signore e che scrive lui. Dove lo troviamo questo libro, Davide? Questo libro lo abbiamo prodotto su prenotazione, per cui è andato quasi completamente bruciato, tanto che me ne rimangono in questo momento solo una cinquantina di copie. È stato un successo, ma perché sapevamo di avere l'interesse da parte di chi. Ed è stato pubblicato a novembre di quest'anno. No, è appena uscito praticamente. Tutto prenotato. Ecco, adesso stiamo pensando di fare una ristampa e ovviamente per poterlo avere bisognerà entrare in contatto tramite il sito di Pagine Venete. Quindi paginevenete.org, lo scriviamo qui sotto. Grazie Davide Lovat, ci rivedremo ancora perché ci sono altre iniziative editoriali in ballo, l'abbiamo già sentito. Grazie a paginevenete.org e un risentirci, mettetemi mi piace sul canale YouTube, soprattutto iscrivetevi così non vi perdete le prossime interviste, e poi su Facebook e su Instagram www.room21.it. Grazie, e sappiate che c'è anche altro oltre a ciò che dicono in televisione, ricordatelo sempre, non c'è solo la televisione. Oggi le notizie circolano, quelle vere, fuori dalla televisione.